Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati all'edizione live del nostro audio video giornale. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Ne avevamo dato notizia poco prima delle 12:30 per dire che uno scout di 12 anni di San Giovanni di Casarsa è caduto per una cinquantina di metri lungo il sentiero 518 che dalla Val Romana sale verso la Campana Cinque Punte nelle Alpi Giulie. Il ragazzino, politraumatizzato, è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. È stato tratto in salvo grazie all'intervento dei tecnici del soccorso alpino della stazione di Cave del Predile e della Guardia di Finanza. L'equipe medica dell'Edi Soccorso regionale lo ha successivamente stabilizzato, imbarellato e imbarcato nel velivolo, per essere poi tradotto all'ospedale di Udine dove si trova tuttora ricoverato. Come detto, è fuori pericolo di vita. A lanciare l'allarme erano stati gli altri scout che stavano partecipando all'uscita e che hanno assistito al terribile volo nel vuoto. Per fortuna, ripetiamo, il ragazzo è fuori pericolo di vita, chiaramente ricoverato all'ospedale per i traumi riportati. Adesso rimaniamo in infortuni in questo caso per dire che c'è stata una mattinata di lavoro per i sanitari del 118 nell'area di Sacile per 2 infortuni sul lavoro. Il primo in viale Trento all'altezza dello scalo ferroviario dove un operaio colpito da una scarica elettrica mentre lavorava ad una cabina elettrica è rimasto cosciente, è stato soccorso e portato in ospedale per gli accertamenti. Il secondo infortunio in viale Europa alla Carton dove un operaio è rimasto ferito alle gambe mentre lavorava ad un macchinario. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Pordenone ed è fuori pericolo di vita. Sul posto, in entrambi i casi, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro. Adesso ci trasferiamo in provincia di Udine. Investimento questa mattina a Carlino. Per causa in corso di accertamento, una donna del luogo di 66 anni è stata centrata da una piccola utilitaria e sbalzata a terra dalla sua bicicletta. Nel violento impatto la donna ha riportato diverse ferite. Per lei è stato deciso il trasferimento con l'eliambulanza all'ospedale di Catinara, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Anche lei è fuori pericolo di vita. Rilievi in corso per accertare le dinamiche del sinistro. Si è verificato proprio nell'incrocio al centro del paese tra le due strade principali, le ex due strade provinciali, quella che porta verso Marano da una parte e San Giorgio di Nogaro dall'altra, mentre la svolta, quella di fronte che vedete, porta verso la statale 14 direzione Muzzano. Capoluogo friulano. La polizia è impegnata in un servizio di contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare lungo la rotta balcanica. Ha fermato intorno alle 6:45 di questa mattina un furgone con targa slovacca uscito dall'autostrada al casello di Udine Sud e diretto verso il capoluogo friulano. A bordo viaggiavano 19 stranieri, tutti maggiorenni, originari del Bangladesh e irregolari nel territorio nazionale. Il conducente, cioè il passeur, è stato arrestato. Dalle prime verifiche la polizia ha accertato che i cittadini stranieri provenienti dalla Bosnia e Erzegovina sono stati caricati sul furgone in Slovenia, nei pressi di Lubiana, per fare l'ingresso in Italia attraverso la direttrice autostradale A4 Trieste-Venezia. Per il viaggio hanno pagato circa 2.000 euro cada uno. I 19 irregolari in buone condizioni di salute sono stati accompagnati nell'area individuata dalla prefettura di Udine in attesa degli accertamenti sanitari e saranno poi collocati in apposite strutture per il periodo di isolamento fiduciario. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del pomeriggio. Vi diamo appuntamento più tardi, chiaramente se ci sono altre finestre da aprire per commentare i fatti di cronaca, altrimenti vi diamo appuntamento sul nostro sito www.friulitv.net per gli altri aggiornamenti. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono
334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.